Quanti giorni spettano al lavoratore per il congedo matrimoniale? In caso di matrimonio, al lavoratore spetta un congedo retribuito di 15 giorni e il compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio per il periodo del congedo. La retribuzione del congedo sarà corrisposta solo dopo la presentazione della documentazione che comprova il matrimonio. Se il lavoratore si è sposato durante il rapporto di lavoro in corso, potrà chiedere che il congedo matrimoniale sia concesso in un momento diverso rispetto all'effettiva data delle nozze, purché si resti entro i termini di un anno dalla data stessa. In caso contrario, la mancata fruizione del congedo a causa di risoluzione del rapporto per iniziativa del lavoratore non darà diritto ad alcuna indennità sostitutiva.